La protesta dei forconi continua, Federcontribuenti dice sì, capiamo le ragioni, ma forse servono azioni concrete. Beh, certo, diciamo, è condivisibile l'intento che ha portato queste persone in piazza, non si può non condividere la protesta sotto il profilo dei contenuti. Noi operiamo dei distinguo per quel che riguarda le modalità, perché sono modalità che in modo generale e generalizzato colpiscono anche soggetti che hanno lo stesso problema di quelli che manifestano. In buona sostanza voi su cosa fate leva? Beh, noi temiamo che queste manifestazioni possano essere oggetto di strumentalizzazione, da un lato da soggetti che possono cercare di orientare la protesta in senso diverso da quello che è, diciamo, lo spirito genuino e spontaneo con cui è sorta, dall'altro il tentativo di far figurare queste manifestazioni come focolaio di violenza quando invece nascono con volontà e finalità totalmente pacifiche. Federcontribuenti ha anche preso parte al presidio di Monselice. Noi abbiamo partecipato come diciamo, valutatori della situazione, ovviamente con i distinguo che ho appena detto.